Sì, mister, un 3-0 insperabile forse all'inizio, c'era tanta paura, ma per usare una terminologia ciclistica, visto che siamo in concomitanza col Giro d'Italia, allo sprint avete battuto l'avversario con 2 grandi colpi di reni. Era una partita contratta, difficile, la posta in palio era altissima, un caldo atroce, infernale, però siamo riusciti a sbloccarla e a gestirla con difficoltà, però a portarla a casa. Un applauso ai ragazzi, veramente fuori classifica. Sì, il caldo era il nemico numero 1, però Portogallo ben messo in campo, primo tempo equilibrato, ma forse ai punti il Portogallo ha fatto di più, infatti ha fatto il gol ma neanche sfiorato un altro. Il secondo ha tenuto bene il campo. In questo momento i punti, coso, era importante vincere, sono 9 mesi di lavoro con un gruppo splendido, è il giusto premio a questi ragazzi, quindi sono felice per loro, è gratificante per me aver passato un anno con loro e niente, adesso ce la godiamo. Sì, primo anno, promozione diretta in D, solo un piccolo anticipo se lo può fare, prossimo anno condurrà ancora Portogallo. Adesso ci siederemo con calma con la società e vedremo. Bertolini l'ha detto qualcosa Presidente? No, non abbiamo ancora parlato, siamo scaramantici. Grazie mister. Salve.